Noi dell'Italia dei Valori diciamo le cose come stanno e ribadiamo che in questi giorni si è verificato un ennesimo attentato alla Costituzione commesso dal sultano Berlusconi, che continua a farsi sfregio della Carta Costituzionale e si fa legge a uso e consumo proprio. E noi, che siamo figli di questa Costituzione, non possiamo fare altro che appellarci al padre della Costituzione, a colui che deve salvaguardarlo. Ecco perché noi rimaniamo amareggiati quando vediamo che questa Costituzione viene stracciata. Ci auguriamo davvero che la manifestazione di sabato possa essere un monito a tutti, facendo capire agli italiani che non ci stanno più ai giochetti di potere e neanche alle ipocrisie di chi appunto, come tanti commentatori ho letto in questi giorni, dicono che questo provvedimento è sbagliatissimo e però il Capo dello Stato ha fatto benissimo a firmarlo. È una contraddizione in termini. Invitiamo i cittadini ad una rivoluzione pacifica di massa a partire dal prossimo sabato. Non c'è più il fascismo di una volta, perché a un certo punto tutta la società civile, ma anche tutte le forze politiche, liberali, repubblicani, democristiane, comunisti, socialisti, si sono messi insieme perché hanno visto che dall'altra parte c'era un attentato alle libertà fondamentali dell'individuo. E adesso, in cui l'informazione è imbavagliata, non può far nemmeno sapere chi si vota e per chi si vota, che il Parlamento è stato esautorato perché ormai sono solo decreti legge e voti di fiducia, che gli organi di controllo giudiziario sono stati criminalizzati e allora è stato tolto qualsiasi possibilità di svolgere le indagini, da ultimo le intercettazioni, che anche gli organi di controllo costituzionale, come il Presidente della Repubblica, vengono violentati e minacciati. A me pare che o ci svegliamo adesso o torniamo a chiamarci sudditi. Da sabato prossimo finalmente inizia una riscossa della società civile, della legalità, dello Stato di diritto, perché tutti insieme, partiti, movimenti, società civile, ci riuniamo a Piazza del Popolo e poi, fino alle prossime elezioni regionali e politiche, il nostro impegno è rimandare a casa questo governo golpista, fascista, razzista, xenofobo, che cambia le regole in gioco a uso e consumo proprio, così come faceva Benito Mussolini, da Benito Mussolini a Benito Berlusconi. Dalle urne ci aspettiamo uno scatto di orgoglio e di libertà dei cittadini italiani. Anche l'altra volta, per qualche decennio, i cittadini italiani si sono lasciati abbindolare dai giochi di prestigio e dai giochi di marciapiede di Benito di una volta. Oggi, dopo quel che stiamo vedendo, cosa ha fatto in questi anni per sé il governo Berlusconi e non ha fatto per l'economia, il lavoro, le libertà individuali, i diritti civili, questo governo, io credo che i cittadini debbano assumere il dovere di cambiare prima che sia troppo tardi.